Allora, biondo, che succede? Appena sentito una concessionaria giù a Reggio Emilia. E quanti cacchio di chilometri? Oh, aspetta che intanto vediamo. E mi danno 2,9 della Smart se gliela porto lì. Confermata al 100% che la prendono, hanno detto, hanno visto tutti i difetti, che gli ho mandato le foto dei difetti, eccetera. Adesso sono le 9:30 di sera, io partirei adesso, dormo in macchina. Sì, 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 da quant'è che non dormo in macchina? Ci vuole, cazzo. E così mi trovo domani mattina lì da loro, poi al ritorno dormo in treno. Allora, vediamo, Reggio Emilia, quanti chilometri avrei io? Devo andare in macchina, casomai vado anche un po', no, forse 231 chilometri, ma sì, dai, arriviamo, ma sì, indication stradali, conviene con un po' di autostrada, vediamo, sono 263 chilometri, Bologna, Modena, Reggio Emilia. Vabbè, oh, così ho i soldi per il Surface e lo stabilizzatore e il microfono. E non ho più la revisione da fare, bollo e assicurazione. Dai, via, prepariamoci e partiamo. Buono, partiti, dai. Adesso vediamo se dormire a metà strada in Smart, cioè tra un camper e una Smart, insomma, dai, cambierà qualcosa. O, o arrivare diretti là e vedere di far after, non lo so. Non so se me la sento di far after stasera, vediamo. Allora, andando avanti con sta Anda, io adesso sono nella Romea, non ho voluto fare l'autostrada, anche perché veramente in Smart ti costa di più l'autostrada del gasolio, no? Quindi è un po' anche una cosa che mi ha sempre fatto strano. E dovrei arrivare tipo alle 3 di notte, vediamo. Comunque se mi stanco prima ovvio mi fermo, cioè non vado a rischiare, non sono mai andato a rischiare negli ultimi 8-9 mesi della mia vita. Sto diventando vecchio? No. Sono qui che mi scrivo con uno di voi, con Michele, che vi saluta. Bella, abbazia di Carceri, ma c'ero stato io. Guarda che figa, no, andiamo a vedere, dai. Dove si gira? Di qua? Dai, giriamo di qua. Ma che SP100, gira da qua un attimo, sta buona. Eccoci, ma dai, c'ero già stato. Ma sì, avevo fatto anche la puntina, che peccato. Adesso devi vedere una cosa nuova. Beh, bella di sera, guarda. Molto, guarda, mi fermo qua a fumare. Tempo d'arrivo previsto alle 2. Alle ciocla. Qui avevano anche l'orticello con le spezie, molto bello, guarda. Avevano anche la pianta della colla. Vabbè, dai, io qua la puntina l'avevo fatta, quindi non faccio niente. Andiamo avanti. Oh, che ciccia la ragazza del bar di prima, porco cane. Io ho cambiato idea, inizio a puntinare le bariste. Oppure si può fare la rubrica che ogni posto che visito metto la ragazza ciccia del paese e gli faccio fare la dedica a voi, dai, fatta. Guarda che abbiamo delle belle chiese qua in Italia, Guarda che bello il campanile. Ara. Ma che ho fatto una cazzata, io ho buttato 22 euro prima di partire di gasolio alla Smart, cavolo, arrivavo a Napoli io con 22 euro, cioè mi tocca lasciargli anche la benzina, porca miseria. Adesso prendo una rotonda e me la faccio tutta fino a domani mattina, no, visto che hanno trattato tanto quel prezzo, hai capito? Forte sto ponte, dove siamo? Cazzo, devo prendere sta strada io? Sì, ho preso la giusta. Guarda che roba, lo vedi? Io non so col buio, figo, beh dai, è uguale a quello di Padova, dai. Questo però forse un po' più grande, sì, perché continua anche di là. Ma che roba, chissà cosa serve sta roba qua che va in alto, l'utilità. Bah. Buondì un cazzo. 6:40, torno a dormire. Ho come l'impressione che sia un po' un pacco. Ciccia? No, troppo piccola. Beh, oddio, che bella gambetta. Cazzo, te l'ho fatta vedere tardi. Scusa, riproviamo mattina. Guarda, se un pacco mi incazza come una bestia. Veramente, gliele canto. E che altro posso fare? Sarà da trovarsi qua in via Fano 1, Reggio Emilia. Ha detto un capannone coi mezzi.
fuori c'è scritto Cars & Co, qua non c'è un cazzo. Adesso gli ho scritto a che ora arrivano, a che ora aprono, diciamo, e vediamo cosa rispondono, magari, cazzo ne so, sentiamo, vediamo. Otto e 06, 8:46, posti di merda, porca troia, 9 in punto. Cazzo si alzano a mezzogiorno? Peggio di me. Comunque di quello che vuoi, ma è tanto più comodo il camper della Smart, soprattutto per dormire. 9:38, non ho parole. Non ho le parole. C'è roba da matti. Richiamiamo per l'ennesima volta. Però se mi ha fatto venire su per il cazzo, veramente mi girano i coglioni. Cioè adesso lo chiamo finché non risponde, vado avanti un mese io. Intaso il telefono. Ho solo le 10. Ok, ascolta, io sono qua. Sei da Reggio Emilia, in Fano, dove c'è la banca? No, via Fano mi avevi detto. Sì, dove c'è la banca Sant'Emiliano. Esatto, bravo, proprio davanti alla banca, letteralmente. Chissà che panico, sono venuto qua per niente. Dammi 10 minuti che arrivo. Va buono. Chiamo il mio soldo sul passeggero. Ok, a dopo. Ti vado a prendere, scusami. Vai tranquillo, ciao. Fantastico, venuta. Neanche aggiornato, comunque. Buono, molto buono. E sono già alla ricerca di un Surface, anche usato. Ne avevo trovato uno a un prezzo fantastico proprio a Venezia, dove dovevo far scalo, ma niente, l'aveva appena venduto. Porca troia. Vabbè. Posti di merda. Fantastico, attimo di rincoglionimento, ho perso la fermata. E adesso andiamo a Venezia. Violato. Buono essersi persi. Violadro. Soda sfagazzo. Distrutto completo. Io che stufo. Ce la faccio più, aspetta, mi cascatocchi.